Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. A Varese torna l'incubo viabilità. Al cantiere di Largo Flaiano infatti si stanno per aggiungere nuovi lavori in Viale Borri per la realizzazione del nuovo passaggio pedonale. Ci racconta tutto il collega Pasquale Martinoli. Siamo in Viale Borri, questo è il tratto interessato dai lavori per la costruzione di un nuovo passaggio pedonale protetto. Il cantiere partirà lunedì e durerà al massimo 2 settimane. Questa è un'arteria trafficatissima, quindi saranno inevitabili i disagi. L'ordinanza della polizia locale prevede lo scorrimento a senso unico alternato nel tratto di Viale Borri, compreso fra le vie Colonna e Zamenhof, dalle 9 alle 16:30. Sono escluse quindi le ore di punta del mattino presto e della sera, ma i contraccolpi si sentiranno ugualmente. Gli automobilisti sono avvisati, del resto c'è in ballo un'opera per la sicurezza dei pedoni. Ma nonostante code e traffico a rilento, a Varese lo smog resta sotto controllo. Vediamo il servizio. Nonostante le temperature in calo e quindi il funzionamento a pieno regime dei caloriferi, nonostante l'assenza di precipitazioni e di forte vento, nonostante il traffico, la salute dell'aria a Varese è buona, anzi ottima. La città giardino, che in passato aveva conosciuto anche periodi di allerta con chiusure del centro alle auto, risulta insieme a Sondrio il capoluogo in Lombardia meno sottoposto a inquinamento. Lo scorso anno solo 6 le giornate in cui le polveri sottili hanno superato la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo e questo inizio di 2024 è stato all'insegna dei dati molto buoni per ciò che riguarda il famigerato PM10. Sempre valori bassi, mai una giornata sopra i 30 microgrammi. L'aria qui è respirabile. E ancora in tema di code e viabilità, domani il traffico tra Varese e Brinzio sarà interrotto all'altezza della strettoia di Fogliaro. Tutti i dettagli nel servizio realizzato da Riccardo Prando. Domenica prossima, 14 gennaio, sarà chiusa dalle ore 8 alle 17 all'altezza di Fogliaro tra via Virgilio ed il bivio per il Sacro Monte. La strada comunale, che poi diventa provinciale 62, che dal capoluogo scende verso la Valcuvia. Il motivo sta nei lavori di posa delle infrastrutture di fibra ottica, cioè la banda larga, del progetto Aree Grigie. Dopo analoghi lavori effettuati in autunno fino al Campo dei Fiori, è dunque la volta della frazione di Fogliaro, che come è noto presenta grosse difficoltà nel realizzare stabili collegamenti via internet. Sarà forse l'occasione per mettere mano finalmente ai 100 metri di strada comunale della stretta di Fogliaro che da tempo presentano un pessimo stato del manto stradale. Va segnalato che se per la Valcuvia si prospetta un giorno di festività a basso impatto viabilistico, perché la strada, ripeto, rimane chiusa tutto il giorno, non così sarà per la Valganna, e in particolare per l'accesso a Varese, specialmente nelle ore pomeridiane. Polizia Stradale invita infatti a percorrere il tratto di Valganna che consente di bypassare l'interruzione e di arrivare in Valcuvia attraverso Ganna e Bedero. Passiamo adesso alla cronaca e spostiamoci a Busto Arsizio. Mezz'ora di paura questa mattina tra le vie Milazzo, Pirandello e Alfieri. Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico e ha aggredito almeno 3 persone oltre ai poliziotti della volante. L'uomo era in sella alla sua moto fermo al semaforo quando all'improvviso e senza alcun motivo è balzato sul cofano dell'auto che lo precedeva. Ha quindi colpito alcuni automobilisti che si erano fermati per assistere increduli alla scena e all'arrivo delle volanti ha cercato di sottrarre la pistola agli agenti. È stato bloccato e portato in commissariato in attesa del ricovero in ospedale per accertamenti sul suo stato psichico. Sempre meno battesimi e sempre più funerali è l'allarme lanciato dal parroco di Cassano Magnago. Vediamo il servizio di Elisa Ranzetta. Sotto quota 100 sono stati 92 nel corso del 2023 i battesimi celebrati complessivamente nelle 3 parrocchie di Cassano Magnago, 92 battesimi contro 243 funerali. I numeri sono stati resi noti dal parroco Don Andrea Ferrarotti.
in un video pubblicato durante le feste attraverso i canali della comunità pastorale cittadina. Siamo un paese vecchio e questa cosa ci deve preoccupare assolutamente, ha sottolineato il sacerdote, ricordando come fino a qualche anno fa un dato simile circa i battesimi riguardasse una soltanto tra le parrocchie delle 3 cassanesi. Dai numeri una riflessione rivolta anche alla pubblica amministrazione. Questa realtà, ha detto il sacerdote, impatta moltissimo alcune scelte che sono anche della comunità civile, perché pensare a una città del futuro in cui i numeri sono questi deve far fare all'amministratore pubblico delle scelte che vanno in questa direzione. E al Teatro di Varese ieri sera grande successo per l'omaggio ai Queen. Vediamo il servizio del collega Mario Visco con immagini di Matteo Canivari di Agenzia Blitz. Realtà o fantasia? Meglio essere subito chiari. L'incanto portato in scena ieri sera, venerdì 12 gennaio, al Teatro di Varese dai Queen Mania, più di una cover band ufficiale, che già non sarebbe poco pensando all'originale formazione capitanata da Freddie Mercury, è duplice. Infatti, se da un lato il caleidoscopico show messo in scena ieri sera con tanto di cameo di Katia Ricciarelli, che fa la parte di Montserrat Caballé nel duetto virtuale di Barcellona, marchio di garanzia di qualità, ricalca lo spirito grammelottiano di Dario Fo, quello dell'uomo della tecnologia del 1977, rifacendosi nella forma quella miscellanea di generi che sintetizza in nota l'esistenza umana, dall'altro scala le sensazioni sonore con la corda tesa della fabulazione e la maestria di chi è abituato a eseguire partiture celeberrime intridendole coi propri colori. Ne è risultato una favola musicale raccontata da musicisti da favola. E andiamo adesso a Leggiuno, piccolo paese affacciato sul Lago Maggiore e reso celebre dalla presenza dell'eremo di Santa Caterina. Vediamo l'intervista al sindaco realizzata dalla collega Barbara Zanetti. Giovanni Parmigiani, sindaco di Leggiuno, un piccolo comune al centro della cronaca per eventi belli e per il capitale artistico, culturale e anche di intrattenimento turistico che lo contraddistingue. Sindaco, com'è essere appunto primo cittadino di questo comune e come mai è diventato così celebre? Dunque, essere sindaco di questo comune è una gioia, chiaramente anche un grande impegno, proprio perché noi siamo un comune di 3.790 abitanti, ma molto vasto come territorio, quindi è veramente un impegno. Chiaro, avendo l'eremo di Santa Caterina è un fiore all'occhiello per il nostro comune, che ci dà veramente lustro. Ultimamente anche le lucine di Natale, che oramai conoscono tutti, è stato un altro evento molto molto importante. Adesso, negli ultimi anni, con la gestione su prenotazioni, le lucine sono diventate veramente una cosa bellissima e molto gestibile, al contrario di qualche anno fa che davano qualche problema di viabilità. A quanti visitatori con le lucine siete arrivati? Ma di solito, guardi, quest'anno non lo so perché non ho ancora parlato con l'organizzazione, ma di solito arrivano su 50-60 mila di sicuro, insomma. Bene. Grazie. Prego. E infine lo sport, basket, grande attesa per l'arrivo domani a Masnago di Venezia, capolista del campionato. Tutti i dettagli nel servizio di Giuseppe Sciascia, le immagini sono di Blitz. L'Open Giommetis misura i suoi progressi al cambio della capolista umana Venezia. Domani, domenica 14 gennaio, il big match della prima giornata di ritorno proporrà la visita della Reyer, capolista e testa di serie numero 1 delle Final 8 di Coppa Italia a Masnago. Stadium Arena è già esaurita in ogni ordine di posti da un paio di giorni, partita particolarmente significativa con iniziativa in favore degli ipovedenti o non vedenti con la scritta sulle maglie di Varese in alfabeto Braille, che comunque darà senza dubbio un tono particolare ad un match che Varese prova a interpretare nel modo migliore per implementare la sua serie positiva. Finora c'è l'imbattibilità per la formazione di Tom Bialazeschi nella versione Nico Mannion, 4 vittorie in altrettante partite fra campionato e FIBA Europe Cup, la possibilità di battere la capolista che negli ultimi anni a Varese ha sempre sofferto parecchio potrebbe davvero cambiare le sue prospettive stagionali. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.